Anche se era nell'aria da giorni, non ha precedenti nella storia la decisione definitiva degli organizzatori del Carnevale di Sciacca di sospendere le sfilate e rinviare tutto alla fine della prossima settimana. Carri allegorici e gruppi mascherati resteranno parcheggiati dunque in Viale della Vittoria. Il maltempo e la pioggia senza soluzione di continuità alla fine hanno vinto, rendendo inevitabile la decisione. E ritorneremo sabato pomeriggio per chiudere con sabato e domenica la manifestazione. Domanda inevitabile, sappiamo che le previsioni per quel fine settimana sono buone? Sono buone, grazie a Dio. La settimana comunque sarà arricchita da alcune manifestazioni collaterali che si svolgeranno all'interno della villa, che si trasformerà in un piccolo auditorium, e quindi avremo l'opportunità di rimanere in compagnia del Carnevale, però le sfilate rimandate. Da dopodomani, anche col supporto dei carristi, inizieranno alcune riparazioni ai carri allegorici che ovviamente oggi e domani subiranno qualche piccolo problema. Sabato si ritorna e speriamo di poter così raggiungere il nostro obiettivo e chiudere il Carnevale di Sciacca 2014. La festa tornerà dunque sabato 8, domenica 9 marzo. Soluzione gradita soprattutto ai carristi, ai commercianti e agli ambulanti, nel segno delle esigenze di recuperare il mancato sfruttamento della manifestazione dal punto di vista artistico, ma anche da quello commerciale. E a proposito di aspetti commerciali, la CGIE di Napoli, il partner privato chiamato ad organizzare l'evento, ha deciso a denti stretti di continuare la sua scommessa. Il partner ha accettato, domani mattina gli verrà comunicato ufficialmente con una nota. Abbiamo avuto la conferma che tutti i servizi attivi per questi giorni rimarranno attivi, quindi il palcoscenico e tutto quello che vedete rimane allestito, e da qui a sabato ovviamente si avvierà anche una piccola fase di promozione proprio per ricordare a tutta la regione che sabato e domenica torniamo. Si va avanti dunque, Carnevale di Sciacca che slitta al prossimo fine settimana, malgrado la Quaresima, malgrado i dubbi dello stesso mondo della scuola che non aveva previsto altri giorni di vacanza per gli alunni, ma l'intento finale a questo punto non può che essere quello di tentare di salvare il salvabile.